Colpi d'arma da fuoco provenienti da un terrazzo di piazza Matteotti. I residenti allarmati hanno subito contattato la polizia. Muniti di giubbotti antiproiettile con la massima cautela, gli agenti delle volanti sono intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni. Arrivati sul posto e raccolte le indicazioni dei testimoni, hanno individuato l'appartamento da cui un giovane era stato indicato come autore degli spari. Una volta fatta irruzione in casa, il 24enne incensurato ha ammesso le sue colpe e consegnato la pistola, una perfetta replica di una Beretta 92. Sul pavimento di casa 3 dei 5 bossoli esplosi poco prima dell'arrivo delle volanti. Gli altri sono stati rinvenuti sull'asfalto al termine della bonifica degli agenti. La pistola, che al momento del sequestro era sfornita del tappo rosso, è stata posta sotto sequestro unitamente alle numerose cartucce, tutte a salve, come quelle esplose dal giovane, rinvenute nella abitazione e nella disponibilità del responsabile. Per il giovane è scattata la denuncia.